giungerò. Tu sei il mio gaudio, mia fortezza, del tuo amore non mi privare. Da te io spero la salvezza, non sia il mio sperare. In te fidente non cadrò, al gaudio eterno giungerò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Signore, che ci sottopone al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Nella tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa e poiché non può vivere senza di te, guidala sempre con la tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nel Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei Re. Ora bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 muti di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse io Dio per dare la morte o la vita? Perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re:
perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è unità in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lepra. Forse l'Abanà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi? Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: Padre mio, se una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato. Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo, egli era purificato. Tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Parola di Dio. Rendiamo grazie. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Verrò e vedrò il volto di Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io spero, Signore, attendo la tua parola. Con il Signore la misericordia e grande è con lui la redenzione. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazare: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non a Aman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono
e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. La parola che abbiamo ascoltato oggi è una parola che ci fa riflettere nei nostri atteggiamenti, nelle nostre richieste che facciamo durante la preghiera. Ci troviamo di fronte a un semplice ma reale desiderio di guarire e la disponibilità a compiere anche cose grandi. Infatti vediamo che Naaman parte da lontano per raggiungere la casa di chi era indicato come un profeta, ma le aspettative non sono secondo ciò che si realizza. È interessante che Naaman se ne va deluso e sono i suoi servi a rifarlo, potremmo dire, risalire, nel senso di fargli fare un ragionamento molto semplice. Tu eri disposto a spendere tanto per la tua guarigione, ecco, ti è chiesto una cosa semplice, falla. Il Signore con noi fa questo, tante volte semplici, ma bisogna avere l'orecchio giusto per ascoltarli, perché tante volte noi poniamo altre parole e non comprendiamo quelle semplici che il Signore ci rivolge. Pur desiderandolo, ci lasciamo invischiare da situazioni che non ci fanno vedere. Ma il Signore è molto concreto. Se da noi ci chiede una cosa, aspetta che decidiamo di dargliela. Non ci costringe, ma ci porta al punto che siamo costretti ad arrenderci. Tante volte lo diciamo, abbiamo sentito i profeti: Signore, tu mi hai sedotto, Signore, mi abbandono a te. Però questo passaggio non è automatico, perché gioca tutta la nostra ragione, gioca tutto il nostro modo di vedere e di voler capire. Invece la cosa è quella di abbandonarci. Ecco, siamo nella sinagoga di Nazareth, Gesù ha appena spiegato una pagina e ha detto: oggi si realizza questa parola. Ma per gli abitanti di Nazareth questa parola non era buona. E vediamo come anche l'Evangelista Luca ci descrive la situazione. E Gesù fa degli esempi concreti che suscitano al posto della conversione nei abitanti di Nazareth il desiderio di liberarsi di Gesù, perché è una presenza scomoda. Tante volte anche noi forse vorremmo liberarci da qualche fratello, da qualche sorella, da qualche compagno di viaggio, perché è scomodo, perché ci riporta a qualcosa di diverso da quello che noi pensiamo. E allora forse non è che desideriamo eliminarlo, ma non siamo pronti ad accogliere invece la novità che il Signore oggi vuol donarci attraverso quella situazione, attraverso quella persona. Ecco allora che il Signore ci invita alla conversione nel fidarci ancora di Lui, della Sua parola. Solo così Lui può riempire il nostro.
come anche noi attendiamo il Signore che verrà a instaurare definitivamente. Con questo spirito preghiamo. Diciamo insieme, santifica il tuo popolo, o Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Nell'acqua del battesimo siamo diventati figli di Dio, incorporati a Gesù Cristo. Fa, o Signore, che prendiamo sempre più coscienza del dono che ci prendi. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu hai scelto il popolo di Israele tra tutte le nazioni, perché fosse depositario delle tue promesse. Fa che viva nella pace e nella libertà. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu sei vicino in particolare coloro che sono alla prova, conforta i malati, soprattutto coloro che soffrono incurabili. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu vuoi siano salvi. Sostieni, o Signore, i missionari nella loro opera evangelizzatrice. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Spesso siamo di fronte a tante proposte che provengono dalla società. Aiutaci, o Signore, la nostra fiducia e la nostra sete di verità e di pace. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. E continuiamo a pregare per la pace, in particolare dove oggi c'è ancora odio e guerra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore onnipotente, ascolta il tuo popolo che ti rivolge la preghiera. Manifestaci il tuo volto paterno, perché sappiamo accogliere la salvezza che tu ci doni in Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli. Benedetto sei, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Pendiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi levanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito da Padre Onnipotente.
Trasforma per noi, oh Signore, in sacramento di salvezza, offerta che ti presentiamo come segno del nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Alzo i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Dio onnipotente ed eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Tipifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Oh, grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della Chiesa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Ruli dei Diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto e abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita insieme con la Beata Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, sugli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo diffurono gratuiti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, o gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza, usiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non cati ma alla fede e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua Canto numero 36.
mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto, come una cerva nella corsi delle acque, così la mia anima a te, oh Dio. L'anima mia a sete, oh vivente, quando il suo volto, la mia anima sete di Dio, del Dio vivente.